Vorrei andare rapidamente a quagliare il discorso su quello che noi consideriamo, noi impegnati, voglio dire, nel fare teatro etnico in Sardegna, e quindi quando dico noi non intendo dire io e mio fratello, ma intendo dire i figli d'Artemedas, la maschera di San Sperata, Violata di Quartucciu, Fuedo e Gesto di Villasor, Chi è che ho saltato, il Teatro Studio di Cagliari di Enzo Parolo, eccetera, tutti i gruppi che hanno dato vita anche a un'associazione, l'Associazione Regionale Teatro Etnico. Consideriamo oggi i nostri compiti fondamentali della nostra produzione, di quella produzione che vi ho detto si può fare, e anzi vi dico che si può esportare, come vi ho già detto un'altra volta. Si può fare perché ci sono gli autori, ci sono gli interpreti, ci sono i registi e ci sono i tecnici, e si può esportare perché c'è la richiesta. L'altro ieri ho scritto al Circolo degli Emigrati Sardi di Torino che ci hanno richiesto di andare. Certo, che cosa potremmo fare? Andiamo in 3 o in 4 portandoci nella valigia un po' di costumi, ma è chiaro che se si vuole far viaggiare il teatro ci vogliono mezzi. Qui bisogna dire a chiare lettere che manca in Sardegna, manca il mecenate, manca il principe, manca la politica culturale della regione perché promuova il teatro etnico. Vediamo ogni stagione la stagione teatrale del teatro sardo che comprende Shakespeare, Molière, Goldoni, e per carità, che noi amiamo, che noi stimiamo, che noi rifacciamo, ma caso strano invece dobbiamo fare salti mortali per poter rappresentare le cose di cui adesso vi stiamo dando degli esempi. Occorre una legge regionale sul teatro che faccia i conti con una legislazione nazionale, che si collochi all'interno di un contesto europeo, eccetera. Non voglio dilungarmi su questo, tanto per dirvi, nel mentre che noi abbiamo questa presenza qua, noi stiamo assistendo in questo carnevale cagliaritano, dove il carnevale cagliaritano è stato caratterizzato dalla presenza di un gruppo musicista di Chicago e di un gruppo di ballerini brasiliani. Ora, non riesco, con tutto il rispetto che ho per questi artisti, a capire che razza di politica culturale sia quella che nel contenitore carnevale cagliaritano ci mette questo tipo di neanche Mazzamurro lo possiamo definire, perché Mazzamurro è una cosa altamente genuina. Sono stupito nel sapere che per fare la celebrazione della Sardegna, della giornata sarda, e ridare vita a quello spettacolo di popolo che fu il 28 aprile del 94, si chiami un regista ligure, genovese, non so di dove sia, e non posso capire se non ci fossero registi, se non avessimo interpreti, se non avessimo autori, se non avessimo cose, non capisco perché, con tutto il rispetto che ho per questo regista che è un professionista serio, che conosco le cose che ha fatto, eccetera, ma ce l'ho col politico, non capisco perché veda oltre il mare, abbia questa presbiopia di non vedere sotto casa sua. Non riesco a spiegare. Consideriamo i nostri compiti di oggi 2 cose fondamentali nella nostra produzione. La difesa e il ripristino della lingua, e quindi il discorso sul restituire, cominciando dai bambini, il vocabolario sardo ai sardi, e la seconda cosa nel rimettere in scena, nel portare in scena insieme ai temi tradizionali del teatro sardo, dei contrasti che ha messo in scena il teatro sardo e la vita familiare della famiglia sarda, eccetera, la storia della Sardegna, e quindi il discorso degli avvenimenti della nostra storia, che è il discorso, non so perché, non si impara, non si studia a scuola. Sappiamo tutto della storia degli Stati Uniti, della storia dell'Unione
sovietica, cioè, non sappiamo cosa è successo qui 100 anni fa, 200 anni fa, 300 anni fa, non lo sappiamo, punto e basta. Rimettere in scena la storia sacra. In questo senso già nello spettacolo che portavamo l'anno scorso, Amistadi, abbiamo cominciato a introdurre il discorso in questo pezzo scritto da me, da Mario Medas, dove si fa riferimento alla legge delle chiudende. Al mio paese i ragazzini ancora fanno un gioco vecchio di 170 anni. Dinanzi s'abriga su certo un bisticcio, la vite. Questo gioco si fa in questa maniera: si segnano in terra tanti circoli, ma mai tanti quanto sono gli spicciocchetti che partecipano da sui giochi, sempre calincuno da manco. In ogni circolo può entrare un picciochetto scetti. A suo momento di mezzo su gioco, i spicciocchetti sono ridotti attesi dei circoli, allineati, sono tutti tesi, pronti per il via, e non appena arriva il segnale, via, tutto correnti, commente disesperati. Poitta chi arriva prima e sta dentro, chi ne arriva dopo è fuori, chi è dentro dinanzi padrone, che rimane fuori si zerria da s'asciutto, subbrigato. Questo gioco, che invece non è gioco, ma è storia, è vita. 170 anni fa, quando i piemontesi, gli enti del Zilio, dei dividi sardos in Melisi e Zeracos, oppure si referevano in padronos e asciuttos. Gli enti del Zilio, appunto, de donais terras as prosfurbos, cursas que nanti fianta de brutos, que ne corria de brusso da ciapada, e istituirono le chiudende sastancas, e le chiusero con dei muri, come in Nassa Gazzoni, tancas serradas a muro e fattas a ferra a ferra. Chi sughiera un fico in terra, hai azzerrato un solo. Io ho un grande piacere di sentire Mario, un grande dispiacere di vederlo soffrire così. Bisognava collaudare. Scusa. Per concludere, vi leggo due pezzi che sono sulla linea che vi ho detto. Un pezzo che tolgo da questa cosa che ho scritto questo mese, Satide Saciappa, il pezzo in cui presento non gli eroi, ma il reazionario, cioè faccio entrare, perché c'erano, ce ne sono ancora, anzi a Cagliari ce ne sono molti, anzi Cagliari è una delle poche città che in questo dopoguerra ha sempre eletto un senatore di destra e quindi è particolarmente rappresentativo, anche se io in questo lavoro do la parola a lui solo, e non è neanche antipatico, badate, non è che sia è uno che parla come parlerebbe, non diversamente da come parlerebbero tanti cagliaritani anche in questi giorni. Eccolo qua.
Ecco, una notazione tecnica. Vedete come poc'anzi quello che ha fatto Mario Fulghesu, rifacendo Molière, che poi Molière rifaceva Plauto anche lui, quando l'avaro derubato guarda il pubblico e parla col pubblico, ma c'è sul ladrone mio, noi e tale mesti arrivi, parla direttamente col pubblico. Questa cosa, che è parlare alla quarta parete, no? Sapete che in teatro ci sono le due pareti laterali, la parete di fondo, la quarta parete, che è il vuoto davanti, quella che ha tanto usato Edoardo De Filippo parlando col professore. Professore, che non c'è, parla con una cosa che non c'è, e poi c'è le quinte, che sono le quinte, quelle dietro. Ecco, questo fin dai tempi di Plauto si usava, l'attore plautino parlava direttamente col pubblico. Adesso vi faccio vedere cosa che ha fatto egregiamente Petrolini con il suo Nerone, no? Sentite il coro, mo ve lo faccio rifare. Qui faccio fare a questo personaggio, che si chiama Marras, a nome storico, la stessa cosa, parla al pubblico. E Deus in auteu, chi non è cosa bella su che succede. Sta parlando dei morti che hanno cacciato i venuti. E si intende e visto ogni cosa? Si va ribello, le si ribellai a autoritari, le fai morire a gente innocenti. È vero, se ho voluto un anno, chi si antigovernava, bene non antigovernava, ma sul re non dici nulla. E su sardo a sul re a ratturai sempre i fideli. E commentiere che su primo che si vive sa poi comanda. Quattro fueggi su autonomia, libertà, traballo qualitari e si pensa e si fatturò. Ma non sta lì. E non sta fare 100 bocca se 100 berrita, no. Comandi non uscite. Sul re, buona gente, è sempre un re. E si comandare su noi e poi te la peccatisi in del pesato e potete fiare lo sport esatto. Sul regno da figliato de su babbo e su babbo de su babbo de su babbo de su babbo de su babbo. Genti nobili. E su sangue nobili non si coraggia rindunati e su sangue io è stacqua. Si va di bello che Dio deve fatturare cittadino che ti ora gli assura sta scusi certi con gente filare e fidare a sul re. Gusta essa libertà. Ma non mi dici tu te. A me mi anda male e a bacchistionare senza saccando non mi anda a te sbagli. E se lo smera si in castello che da pensa a viaggi. Non c'è traballo. Che non vi abbia sul re manco su vanici qui. E ne ho sfammi? Che non vi adesso il re, vengo già in morto. Autonomia. Tutta politica, con ciazziaglia a Susu, con questo squattro da Mochiausa, il dottor Elio, se gente che ha in Susu, bene a noi a fare su giuci e a disciusciare rotto solo. Arriva anche stai monti e ci poca anche stai corti. Spera che non è presto sordi, savage sul governo del sul re. Conservete Deo sul re, viva sul regno sacro! E poi il pezzo che vi ho promesso all'inizio, la cacciata di Adamo ed Eva dal paradiso terrestre. Questo ve l'ho detto prima, è un testo di cui faremo un video, interprete Mario Medas, per i bambini delle scuole. Essenzialmente è pensato per ridare ai bambini appunto il vocabolario, nominando le cose create. Ma io salto il pezzo più didattico e vado alla tentazione che potete gustare meglio. Dio crea tutti gli animali. E in mezzo a tutti i bestie si accipia su serpente, i brus dei rottus via intelligente. E pensi sciri che su serpenti in santo su fiare eleganti,
appena slogos. Teria riscampa se esce a pur ballare. Andava sempre in giro a cravattella, con socchialino, cucinino un conca, a razza e ballerino. In sole si riposa a posti brancio, non scendi commenta assai sola, in sto giardino vi erano lieti. Intanto che Adamo vi addormenti, prende sa digestioni. Mentre schieba non soffrende sul ressori, vacillava il sapore che si smatta, la snice su serpenti. E con malesa comincia a ratinare, salulieva. Sta bella che se mi va di sacroso. Aziende si desumbre sul giardino, gemma bolli e si devo Adamo. E andai con tu e mi gozai su brisco. Madame, te fai, dite dormite. E gli viene a rarezza, e ne mostrarci un po'. A papà un mera e a pusti a papà ci decaro su solo. E fammi la prescendi nella sua serpente. E ti spappavo. O lì avrò asciutto che ne poi buttare la manoletto si appagna della mata di frittura, la cattica la nostra guida, contro la trattaria messo borcetto per la misura volta con cibuda, carpa e ricca cancioppa con pisuccia schiscionera, vari fino casa e frutta. Le frutta a mela, che c'è sta vitamina. Sta frutta fai crescere da pappai e in plus fai bene ad ogni cosa. E tu murissu di vari su serpenti, fai dei indifferenti. Le frutta di pappai di ogni galirari e di ogni matta, venus est. Ma i saperi vari, la deva, proprio di ogni galirari non poreus. E questa matta che infonda sul giardino, su babettello, su frutto, sa proibio. Proibio! Si spanta su serpente, non mostrare sa lo sgrado meraviglia. E tapolina! Non sei se eredi derotto su gria, non sei si smeri derotto su riflesso. E ti orinaghi proprio con questa planta che è saluto bella derotto sul giardino, non da vorrei stoccare e del suo frutto non vorrei scosare. Con un motivo umano che non deve ripetere nessun babbo nostro così in aghiaiti, deve zastui, talmente io penso che ci sia una regione che Adamo con lo stemme viene a comprendere che Saparenzia inganna su cervello e questa mela rantibella e manna ci viene durante del malesa che i voranti che su regio della Bibbia ai giranti fai male anche su corpus. È un incanto che sei stanti, intelligenti, a cibeni, a regione, sa delotto che vai a precedere scelta sull'interni. Ma che esisto che nada non comprendo. Come sia possibile in suo mondo, con un malo pairone, tanti malo, de combinare mattana sai cileggia, ste vonne in sa bellezza su veleno. E che sia tanti bravo de arrennesci a fai bene chi è bello su chi è malo. Tu pensa che questo malo pairone possa esistere e proste nel suo corte nai chi sceglie vuole essere su Dio smattesse chi l'ha fatto e chi l'ha posto in un mondo pieno di bellezza è sicuro che Dio non ha posto rispondi lei e avresti voluto come ti naras tu ma che sul babbo nostro da proibito tu l'ha certo che c'è stata ciò e questo che non ha te era sorrentaro una regione c'è stata sicuro non era mina tu, das mai più va bene a battere. Mai, non la leva. E se ho convinto voi che te papà non tenga bisogno. Come ti volessi questa cosa? Fai senza la roba. Se hai immagini di Deus sposo sei sfattus. Devo pensare sul contrario che Deus papiri. Però a sa scusi quando sei stormino su. E pappi di mancare proprio sa frutta di quella amata che Brussana è bella e chi da quanta sa potenza sua e ci si mantiene belle e forti, onnipotenti e tutto sapienti. E poi gusto cosa ha fatto sa diffida. Poi danno fuori la riscai e poi su sa sfida, sfidai non su sa Deus. Non appessi manco manca. E su chi naute ovunque. Ma proprio un po' che con a Deus sul pensamento che lui con Adamo potesse approfittare del suo momento che si aggattai smanno, scantemmanno isso. Fai di sta sorpresa, Deus onnipotente.
piglia suo nutrimento, de questa mera bella in quel ramo, e a mostrare devota brus de prima. Intanto Seva s'accosta a sta matta. Ottima snuda de mi bonamenti, ti adamo una cosa, accusa su serpente. Mi dico Deus a responsabilità. Sammela con sa mano e fa piccare. Ah, sbio che non fai nulla. Ah, io con coro, con su croce arrobio, a fondarci sa denti, a sabidi, sa roppa, canta è buona. Eva mussi a Sammela paga pago. Tu bischino e nulla e non è niente. Mussi a rinao. Pappa India su manco samettari, a sa crescite gruso o bellezza, in abilenza, sapienza, importanza, in pruste autoritari, impari con Adamo, sei sindusu, e a Deo su duponesi in minoranza. Fatta sa mala farina su serpenti, si poi tengono all'estro all'estro. La senti Eva sola in pensamento, con una roba, un buco e santo umanus. Sa me la giglia buona, ma si intendiere strangia, Eva cosenti senza eccessi Adamo, corri la uscirai a mostrare che sa me la sa mettari e a mettari uno la rendi su chi intendere il suo volo. Tasta ad Adamo, intendi cant'è buona, non può riresti che si pensa male, su babette non sai cuglionare. Gli areros na spappau del savro e via, Adamo era e segue ancora via, e non te bene su dove la betti. Adamo no, te non intendo niente. Come ti moriresti questa cosa? Adamo è bella, profumata, bruschessa rosa, e spina non direi. Ma intanto Deus, poi brulla questionao. E pappa di suo volo stontonao, de questo bello frago saporio che c'è in ogni cosa che è proibita. Ma commenti ci cala su bucconi, allora che ti passa a sanghierchia, si castianta con Eva, oh mamma mia, e te su combinavo e t'addanno, spero che per te non si perdoni. E sa quanta entra nel rincone. Su sole di accademia sul giardino, canto del babbo eterno si intende di sa voce. Adamo, Eva, a onde sei spinius, poi te lo besseis a salurai, i torinnai te gustano pirari. E bessi primo Adamo rimmi rimmi, con Eva fatto a ovos incruaus. Perdona, babette, non era risu, femos buaus, poeta seus spollincus, e chi ne si danna dessi spollincus? Vosotros seis papau de gudammata, chi semo proibiu, e se si intraus in monti moria di arriciri sa giusta punizione con questo affronto umano che mi hai fatto. Perdona sì, con un babbo e con un Deus, tu prega lei falimenti su Veusu, tapparre con libroni si metterno, sa rose su giasmino, su gravelle sul lillo, a capamita con isfaula sepa, subito Deus dinara l'inchietto, sa verirare i pessi sempre a filo. Era mi dunque, schini la tetta. Stecchio su serpenti, scoppia Eva. Ma no, che vi appoggiò su di pietro, ma no, aici, che vi ha cosa buona, ma no, e t'accusai si ruinava sta cosa, chi viene sia rispondo da persona. Venga su serpenti ananti mio, già chiesti de su mali su mandanti, e arriva su serpenti, oria stabili, tolta ziccao, camminetta a tre vesso, lo sbrogo che s'ascela. Il testo che già snaudo manda a Deus a fuegos del fuoco, chi sughirà Deus un nuovo gioco? Agli non è peso, babette, no. Ora buona ora, gastia chi è per accompagnare una circola. Scetti paulancio di sti mongiu falso, traittori e ingannarori, lingua a mano. Già chi sesi paulancio e tentarori, insillarori de su malo vai, sa lingua di da spacco, mettario o mettario. Se sempre arnollienti in circa de vai mari, e dunque a stindisse con scambascuro. E sa giuro che io una sa bellezza, tindi dubbo che fatto scuccare. Mancano per un conca di cilasso. I suliera ste intellettuali ti da si strecco un conca e de soccani li lascio su spreccio. E o s'abilità vai, ma chi si streccio. Povero Seppe, ci darà concia.
e ti spare subito a salesta, strascinenti sì, lotta troppo sciava, via su Zirringoni, spontonavo quando su Vischiaroli con il seschio. Ah, sì, io su sta storia di smischino. Adamo, lui con Eva, Benea e noi, poi non che la cosa. Lui, Eva, che si incominciava questa vaina e che gli si svantava dei nottenni, manco dolore e brenti, di una udevita, se intendi mera, cantare bene il sole, sa partera e con dolori a sa partorire. Adamo, tu gli hai spappato come sempre che ne domandai se a uno di venire a su Bucconi, consideravo il sole su delitto via sta corchiao, quindi sa riposo, in auteo che da sattenni vago, e moia innanti se straballaroi, e a sa traballai viene al respiro, rotto sa dico lenti surori, ai cimparasa, a essere uscito. Per sede noi depressi, e guai a vosotros si intendo scecchio lo smuscio, e si non casa, sul mondo un coccatotto si distrugge. Allora, il mio oroscopo di oggi diceva che avrei avuto un regalo da una persona a cui tengo molto. Infatti, Mario Medas non solo è venuto, ma ci vuole regalare un pezzo classico, un pezzettino di un pezzo classico che sa scomunica di Valerio Antioco. Se ne ha dato Sa scomunica di Valerio Antioco è un testo eccezionale di cui non conosciamo l'autore. E il titolo intero è Sa scomunica di Valerio Antioco e rettori de Masudasa ed è probabilmente di metà dell'Ottocento, è stato pubblicato la prima volta nel 1892 se non mi sbaglio, quindi è comunque un testo che ha oltre 100 anni, forse 150 anni, è di Masuddas e quindi un pezzo il cui sardo è di quella zona della Marmilla. Sardo che Mario conosce molto bene ed è anche di questo pezzo uno degli interpreti più noti. Ripeto, mi fa piacere che Mario ce lo faccia, mi fa male di vederlo sforzarsi. No, quindi, ma la mia preoccupazione è piuttosto scurrile, non so se ci siano giovani, troppo giovani per poterla... ma frega! I giovani sono stati informati. Sono stati informati. Cercheremo di renderla meno maleducata possibile. Insomma, c'è qualche parolaccio. Allora, Valerio Antioco è Salvatore di Masuddas, che è stato già detto. Una notte, certo su paesano, su disattiao, a sotto, veniva da bestiami e mi dà curavo, iscravas, popolo del Masuddas, che a sola via cui hai scavons e sputas, presseis scroccolai, donai mia attenzione, come su vicinale, si ha fatto una regione di Cicai scrava mesa, che sono già guariesa che da un vatto notorio. Questo è sul drezzo e su più un monitore. Ma poi nessuno può la digai, né chi sì e né chi no. A brinco d'ignoranza lo dormo manastai. Dunque, a circo soci, iscrasa, quanta doci, se ne siete montata sa trazzella tantisi, che ci potisi innantisi che intestruiese. Tu fubi un angioletto, se ne denni sanno, che a pasci su scuretti non podia manco così deganto di Gesù, deganto grasso, ne ha mangiato e ne ha merito. Dove fu sovrava un maschio, dove fu sul maschio che è un manto, che di venia che ogni anno
con Pascal, allora con mai mia, gli faria regalo. E poi darmi segnali con tanta spegumino su tutto s'aggrotturata. Portasse gravo solo, pochi non essi fatto uscire, sonando e pittaglione. Sudotto. Non mai suonato quando mi tagliavo, quando poi così non dava sempre un noise che si è fatto cagare, comincia a scrazzarsi. Popolo disdicciato, temerario e prepotente. Ascolta! E poi in mente, ma sono in apre anch'io, così nunca se ne punto che da fare un scritto che venisse fatto le evitazioni. Guarda, cavai in campo e tu vada a cavai in bromo e manso e pittioso e sai solo popolo archillatori abbandonato e sammato sul riatori tornanti a paratensi che mi dicono di spoglie se ne sapari le saluscenzie incappati due roglies. E poi te vuoi finire, ma la vai che sei in mouse. E sensi comunitari non maniche ladronisi, ni prevesi, ni angionisi, ni baccasi di poci, non voglio di campari, e sia dei o sia dei strangio, che ad ognuno ad entrare in suo punto e su un paggio. E tagliate maniere, mettate un pravastarsi, io cosa di chi saisi, che si cetta da galera, a Sabruk, e adesso meglio so, e si è da mai con ben fatto, che si tanti volunque sono, e mi lascia anche suato. Questo poi schiavo maschio, si tappannai con sega colluda, dice chi sa parlare, ci decudia saite di 100.000 maniere, se non solo senza una staglia e comincia a paccavo, e non hai mai saltare. Se ci andai a Castello, e te caffè si vedi, na cantai a Sereni, un diavolo, a bagassare, e si vede propuntare le sue cause e cavallersi, e si vede piccicare in mari furistensi. E noi se vi permettesi, servono noi, poi questa cosa sicuramente di rosso.